Benvenute e benvenuti a un nuovo incontro delle micropillole di sardità, un espacio creado por el Círculo Sardo para la difusión de la cultura sarda. Hoy nuevamente nos encontramos con Gracia de Leda y una carta fechada en Nuoro el 8 luglio de 1894 destinada a Giovanni de Nava, un amigo, a quien le describe su familia y dice así: E ora parliamo un po' di me e della mia famiglia. Non credere che io sia una signora e tanto meno che sia molto ricca. Se le terre che io possederò fossero coltivate e sfruttate a dovere, potrebbero far vivere bene una piccola famiglia di lavoratori. Ora sono incolte, quasi abbandonate, come tutte le nostre terre, e rendono quindi poco, dalle 700 alle 1000 lire. I miei fratelli purtroppo non sono agricoltori, come era il babbo, che perciò non lasciava d'essere un uomo intelligente, signorile, rispettato ed amato da tutti. Mia madre è ancora giovane e forte, una donna energica nella sua antica semplicità. È vestita in costume, non sa leggere né scrivere, né parlare in italiano, ma è il vero tipo della sarda d'anima forte, retta e sincera, che non si lascia vincere da alcuna avversità. È la colonna della nostra casa e guai se ella non ci fosse. È una donna severa di costumi ed io sono stata avvezzata da lei alla più grande semplicità nella vita e nelle abitudini quasi patriarcali. Le mie due sorelle, una più grande di me e maritata con un avvocatico e non sta in casa, le mie due amiche, le altre due, me stesse, sono due splendide creature, una di 15, l'altra di 17 anni, colte, irrequiete, forti. Sono la mia vita, la mia luce, ci adoriamo e le anime nostre sono trasparenti l'una per le altre. Sì, esse ti vogliono bene. Ogni notte, mentre stiamo al fresco sotto i pergolati, io, seduta fra loro due, parlo bene, parlo di te e delle mie speranze. Sì, sono contente ove io sia contenta. Mi vogliono molto bene assai perché io faccio onore alla famiglia e per me esse godono più rispetto e interesse delle altre signorine, ma soprattutto mi amano perché io sono per esse più che la sorella maggiore, la sorella minore, tanto sono gracile, tranquilla e quasi piccola al loro confronto. Stanotte io parlerò loro di tua madre e della tua nonna e son certa che Nicolina, la più piccola, sognerà le zie della tua buona vecchiarella, perché si esalta a questi fatti, come del resto mi esalto anch'io. Nicolina è un'artista quanto me ed è più coraggiosa, spara tranquillamente ed ora ha l'idea fissa di estrarsi il porto d'armi per andare a cacciare. Questa è la mia famiglia, Giovanni, famiglia un po' turbolenta alle volte come tutte le famiglie sarde. Abbiamo anche noi dei nemici, delle persone che ci odiano o ci temono, ma sappiamo farci rispettare ove non riusciamo a farci amare. Con estas palabras nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Arrivederci alla prossima puntata delle micropillole di sardità.
tu solimba.